Siamo chiusi in casa, rifugiati nelle abitazioni. Mai avremmo pensato, noi che viviamo il mondo in lungo e in largo, che viaggiamo per lavoro e per diletto, mai avremmo immaginato noi di dover prendere le distanze da tutto e da tutti. E invece siamo qui, bloccati da una pandemia che ci costringe all'isolamento. Sospesi nella solitudine del corpo e delle nostre case, nell'astensione dalla velocità degli accadimenti e dalla frenesia di un quotidiano che sfugge a se stesso. Così, sospesi, abbiamo l'occasione di riprenderci il tempo perduto. Quello delle giornate vissute troppo in fretta, dove spesso i gesti e i pensieri sono annullati dai programmi a tambur battente, dall'ansia di obiettivi da raggiungere, a volte senza sapere perché. Forse in questa astensione dal mondo fisico, dalle mani, dagli sguardi, dagli abbracci tangibili, forse solo ora, quando tutto ciò ci viene negato, ne percepiamo il valore e il sapore. Siamo chiusi in casa, forse per la prima volta così a lungo, tutti insieme, in famiglia, ad ogni pasto di ogni giorno, di ogni settimana. Viviamo un inaspettato ritorno al focolare domestico. Ci riappropriamo della cucina, intesa nell'accezione che aveva in un tempo ormai lontano, quando quest'unica stanza riscaldata di tutta l'abitazione ne rappresentava il centro e il cuore pulsante, tanto che il termine chiase, casa, indicava indifferentemente l'intero edificio o la sola cucina, sempre al pian terreno e aperta a tutti. Punto di incontro e di ritrovo della famiglia, luogo di convivio e dell'accoglienza, dell'ottimizzazione e del benestare, la cucina era il centro della casa, il regno della regina di cuori e di polso, quella figura femminile che manifestava l'amore accudendo gli altri e la casa, in un sottile equilibrio tra dedizione e privazione. Era il luogo del calore, del fuoco e degli affetti e del gusto, del cibo pazientemente preparato, ma anche di ogni oggetto costruito per la sua precisa funzione d'uso. La cucina era la stanza in cui aleggiava la voce delle cose, perché ogni oggetto era fiero portatore di gesti, lavori, utilizzi. Sono forse nostalgica e forse le cose del passato posso solo osservarle come antichi reperti nei musei etnografici. Ma la nostalgia è empatia con il vissuto degli altri, tra i quali ci sono anche i nostri nonni, bisnonni, prozii, e tutti gli avi che li hanno preceduti dal 1700 per arrivare alla prima metà del Novecento, coprendo un arco temporale che in Friuli abbraccia con la stessa intensità il valore del focolare domestico, pur con alcune varianti territoriali e temporali. Ascoltiamole allora le cose e i pensieri del passato, per vivere le cose e i pensieri contemporanei con la consapevolezza che il futuro si costruisce recuperando le radici del presente. Andiamo alle radici del quotidiano in cucina. Siamo venuti a trovare Dora per una breve vacanza e ci siamo rimasti. È insolito che noi veniamo a trovare mia cugina e ci fermiamo per più di 2 mesi. E qui di insolito ci sono anche questi meravigliosi diorami nati da una storia di riscatto e di riscoperta. Mio zio ha vissuto tutta la vita nella casa, in una delle case più antiche di Malborghetto, la tipica casa contadina della Val Canale, ed ora qui ci ha vissuto l'infanzia e la giovinezza prima di andare a Milano per anni. Anni di lavoro a ritmi invasivi che alimentavano l'adrenalina del fare, l'adrenalina dell'esserci, lei sempre in prima linea, senza mai perdere un cliente, senza mai perdere un'occasione. E poi, di colpo,
All'improvviso il patatrac. Il fallimento dell'azienda in cui lei lavorava l'ha colpita come uno tsunami. 40 anni. Separata, una figlia, disoccupata. E avrebbe potuto trovare un lavoro a Milano, perché lei era brava nella sua professione. Però ci sono delle cose, degli avvenimenti nella vita che ti portano altrove, che ti portano lontano da quella che tu pensavi che fosse la scelta giusta, da quello che tu pensavi erroneamente che fosse il tuo mondo, no? Ci sono avvenimenti nella vita che ti cambiano dentro. Perché? Perché forse quel dentro lì non era tuo. Forse tu lo avevi introiettato da fuori, dall'ambiente in cui stavi, per caso o per destino, chissà. Fatto sta che Dora a Milano non c'è tornata. Le è arrivata chiara la consapevolezza che quella vita frenetica le aveva rubato le giornate e lei quelle giornate lì se le voleva riprendere. Ed è tornata a Malborghetto per riprendersi le giornate da adulta con suo padre. E ha cominciato a scrivere questa cosa qua per non dimenticarsela. Il suo quaderno è qua sul tavolo, eccolo qua. Eccolo qua. Ecco il titolo. Ottimizzazione e benestare. Ricordo i gesti ripetuti di mio padre nel lavoro in campagna e solo ora li assaporo come moto perpetuo di una cultura antica, quella radicata nella vita contadina valcanalese di fine Ottocento e inizi Novecento, giunta fino a mio padre nella nostra casa ferma nel tempo, ancora improntata alle giornate di allora. Ho cercato nei cassetti di quella casa della mia infanzia, ho parlato a lungo con le zie e le anziane del paese. Quanti riferimenti al focolare domestico e all'identità della Valcanale. Sai Dora, qui respiriamo ancora la tradizione asburgica, la cultura mitteleuropea, che è differente da quella friulana. I nostri oggetti del passato hanno nomi sloveni e tedeschi, perché in questa valle si parlano 3 lingue, mi ha detto la zia, e poi altri. Qui anche il focolare era diverso dalle altre zone del Friuli. Ho capito che ci tenevano all'identità della loro storia e che mio padre era il più appassionato di tutti. Ho avuto paura di perdere la sua memoria attraverso quella casa che non ci appartiene ormai più. Volevo ricostruire quel mondo di allora, ma come? Mentre mi arrovellavo in questo pensiero, che è diventato un discorso durante la cena, mamma ha fatto il nome di Franca. Franca, le ho chiesto. Franca Venuti, ricordi? Quando eri bambina ci vedevamo spesso. Poi lei si è specializzata in un lavoro certosino. Franca ricrea in miniatura ambienti casalinghi friulani di un tempo, ricostruendone ogni dettaglio con materiali originali di recupero. Mamma è stata illuminante e Franca un tesoro. Ciò che intendi per focolare domestico, mi ha detto, qui in Valcanale prevedeva una situazione articolata, o meglio, articolatasi nel tempo attraverso 2 stanze. La cucina nera riassume con straordinaria evidenza l'essenzialità del vivere dei nostri avi. Relegata solitamente nell'angolo più infelice della casa, aveva dimensioni assai ridotte e un'unica piccola finestra. Tutto ciò che era contenuto in questo ambiente era calibrato in funzione della necessità di preparare i pasti, lavorare il latte e affumicare le carni. Era una stanza resa quasi monocroma dai depositi del fumo che si spandeva nell'ambiente come una nebbia malsana, arginata da pareti ricoperte da una patina nera e traslucida, che gli dava la parvenza di una misteriosa grotta buia. L'avvento dello Spolert, della cucina economica introdotta nelle case verso la fine dell'Ottocento, determinò il cambio di destinazione d'uso della cucina nera.
poi usata principalmente come luogo deputato all'antico metodo dell'affumicatura, che mirava a preservare la carne dalla formazione di muffe dannose. Poi c'era la stube, cuore pulsante della casa, che in Valcanale sostituisce il fogolar friulano proponendosi come stanza autonoma, attestata già alla metà del 1600. Ancora oggi presente in alcuni ristoranti e case, la stube era alimentata dalla cucina nera o dall'atrio, assicurandosi così un ambiente privo di fumo, reso confortevole da un piacevole e costante tepore e da una areazione salubre. Tali caratteristiche di salubrità, associate al fatto che occupava il posto più luminoso e soleggiato dell'abitazione, facevano della stube la stanza con maggiore dignità, quella votata all'accoglienza e alle feste, in cui si consumavano i pasti, ci si intratteneva prima di andare a dormire e dove, nelle lunghe serate invernali, si svolgevano tanti piccoli lavori domestici. Nelle giornate di freddo intenso, la stube fungeva anche da giaciglio riscaldato, sul baldacchino usato pure come stendibiancheria ed essiccatoio per le vesciche di maiale. Una sorta di Gore-Tex ante litteram, da indossare tra le calze e gli scarponi per non bagnarsi i piedi nella neve fresca. Per comprendere il benestare e l'ottimizzazione nella stanza della stube è fondamentale avere assaporato la nebbia malsana, la grotta buia della cucina nera. I diorami della casa di Dora sono piccoli mondi che ci invitano ad entrare senza bussare. Sono piccole scatole magiche che conservano l'essenza antropologica e culturale dalla quale proveniamo.